con Andrea Ricciello, l'autore del secondo gol della Clivense, e che gol! Grande apertura, no, di Brighenti, poi tua azione in solitaria, hai puntato l'uomo e poi hai trovato l'angolino giusto, con anche Offredi che aveva provato, no? Era riuscito a toccartela, ma non c'è stato nulla da fare. Sì, c'è stato anche l'ausilio del palo, ma bene così, avevo voglia di sbloccarmi, ne avevo soprattutto bisogno perché sapevo che potevo dare una grossa mano alla squadra, con questo gol l'ho dimostrato, quindi sono contento di essermi sbloccato e di aver portato i punti a casa. Di esserlo sbloccato perché comunque da quando poi sei entrato in campo hai corso dappertutto, hai dato una mano anche all'impiegamento, portando a casa anche molti falli per la tua squadra, un vero lottatore. È per questo che anche ultimamente hai trovato sempre più spazio. Eh sì, io comunque conosco solo questo metodo per dimostrare comunque di meritarmi di giocare, quindi sono sicuro che continuando così posso togliermi soddisfazioni sia singolari che a livello di squadra, quindi dobbiamo continuare così. E poi grazie alla tua prestazione, alla prestazione di tutti i tuoi compagni, appunto si può riportare questa Clivense piano piano a riconquistare posizioni migliori. Assolutamente, noi questo è il nostro obiettivo, infatti non ci nascondiamo e dobbiamo continuare partita per partita a correre e a macinare punti. Grazie. A voi.